Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, si è difeso dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e falso durante l'interrogatorio di garanzia al riesame. È stato accusato dai PM di aver curato il boss mafioso Matteo Messina Denaro per 2 anni durante la sua latitanza, intestando farmaci e prescrizioni al boss che si celava dietro il nome di Andrea Bonafede. Tuttavia Tumbarello ha negato di aver avuto contatti diretti o indiretti con Messina Denaro o Bonafede, affermando di non aver frequentato nessuno a Campobello negli ultimi 3 anni. Francesco Ilardi, 51 anni, il commerciante di Pollami, ucciso lunedì scorso in un agguato da Sant'Antonio in provincia di Catania, sarebbe stato ucciso perché voleva mettersi in proprio. A sparargli, secondo l'accusa, sarebbe stato Antonino Cosentino, di 33 anni, anch'egli un commerciante di Pollame, figlio dell'ex collega di lavoro della vittima, in preda ad una forte acredine perché Ilardi si era separato dal padre, suo socio in affari. I carabinieri lo hanno fermato intorno all'1 della scorsa notte a bordo di un'autovettura insieme con il padre e il suo legale perché voleva andare a costituirsi. L'indagato è accusato di omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Sono in corso le ricerche dell'arma utilizzata per commettere l'omicidio. Sono ottimi i dati di febbraio relativi all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, che mostrano un aumento del traffico passeggeri del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Rispetto agli anni della pandemia, l'aeroporto ha registrato una crescita significativa con un aumento del 749% rispetto al 2021 e dell'88% rispetto al 2020. Il presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto, Salvatore Ombra, ha commentato positivamente i dati, affermando che il traffico passeggeri è un indicatore del buono stato di salute dello scalo. E chiudiamo con il meteo. Ritorna il maltempo in Sicilia. Nella giornata di domani si abbatteranno piogge e temporali su diverse zone dell'isola. La Protezione Civile regionale infatti ha diramato un'allerta meteo gialla valida per la parte occidentale della regione. Nello specifico sulla costa tirrenica ci saranno cieli molto nuvolosi con piogge leggere per l'intera giornata. Su quella ionica invece ci saranno cieli prevalentemente poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi con maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Sulla costa meridionale ci saranno principalmente cieli poco nuvolosi con qualche nube al mattino. Sull'Appennino ci saranno cieli molto nuvolosi al mattino con piogge leggere, ma la nuvolosità si attenuerà gradualmente nel corso della giornata fino ad avere cieli poco nuvolosi alla sera. Nelle zone interne invece ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli che si assorbiranno rapidamente nel tardo pomeriggio fino a diventare sereni in serata. Temperature in lieve calo nei valori minimi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata.